Ben arrivati, buonasera cari telespettatrici e cari telespettatori, e come promesso dedichiamo un appuntamento serale al femminile, perché ormai ci avviciniamo alla data dell'8 marzo e quindi è doveroso farlo, ma anche e soprattutto all'agricoltura al femminile. Un mondo molto complesso, più di quel che sembra, fatto di grandissimi sacrifici, di persone che lavorano a 360 gradi, perché donne in agricoltura vuol dire occuparsi dell'impresa, per lo più di carattere familiare, o non solo, perché può essere anche cresciuta nel tempo, ma anche della propria famiglia, quindi accudire alle mansioni quotidiane, ed implica anche un occhio di riguardo a tutto quello che è l'ambiente anche burocratico, che purtroppo ha pervaso, e chi se ne occupa lo sa bene, l'ambiente agricolo. Ma ci sono anche tematiche sociali emergenti molto importanti che sono di grande interesse per le donne che fanno parte della CIA di Padova. Infatti è la CIA di Padova protagonista odierna, e anche la ANP, che hanno sensibilizzato queste donne e che le hanno rese partecipi di un percorso di crescita, tra virgolette di emancipazione possiamo dire, ma adesso vedremo di capirlo bene. Ci sono problematiche sociali urgenti, ben lo sapete, ci sono casi che si perpetrano anche nell'ambito domestico, nell'ambito dell'agricoltura, di violenze nei confronti delle donne, e le donne della CIA si sono mobilitate in questo versante, ma non solo, si parla di tanti altri temi. Poi ricordiamolo che su 3 aziende in Italia 1/3 è al femminile, stanno aumentando sempre di più, ci sono anche donne giovani che si dedicano all'agricoltura. Ma il problema è questo, e ce l'avete chiesto anche molti di voi: ci sono agevolazioni in questo senso, ci sono degli aiuti, come si fa a diventare donna imprenditrice, anche se è già in agricoltura, a tutto campo, e quindi riuscire a competere in un contesto globale sempre più difficile. A livello mondiale, pensate, sono più le donne che si dedicano all'agricoltura, ma a livello mondiale, nei paesi del terzo mondo, dove l'agricoltura è importantissima, le donne non hanno la proprietà e non possono avere la proprietà dell'agricoltura, quindi del terreno. Quindi pensate in che situazione siamo, e siamo nel 2016. Da noi in Italia, nel Veneto, per fortuna è completamente diverso. Dico anche nel Veneto perché giustamente chi ci segue da altre parti e dal sud soprattutto sono situazioni un po' più difficili, più complesse, ma noi vediamo di analizzarle qui nel territorio regionale, in modo particolare a livello esemplificativo quello provinciale padovano. Chi sono le protagoniste odierne? Al femminile quasi, perché non può mancare il presidente uomo Roberto Betto, presidente della CIA di Padova, grazie di essere qui con noi. Buonasera a tutti i telespettatori. Dino Milanello, presidente ANP a Padova, quindi dei pensionati, pensionate della CIA, grazie anche a lei. Grazie. Michela Masiero, presidente Donne in Campo della CIA di Padova, altra organizzazione estremamente attiva e combattiva. Grazie anche a lei. E poi abbiamo Milena Prando, vicepresidente Donne in Campo sempre della CIA, grazie anche a lei, ben ritornata. Giovanna Gazzetta, vicepresidente nazionale NP-CIA, tra l'altro con un passato, lei è stata anche assessore alle attività produttive in provincia di Padova, in un comune, quindi conosce le dinamiche anche istituzionali e politiche. E Luciana Moretto, ben arrivata anche lei, presidente ANP di Padova, grazie. Abbiamo poi alcune attive, donne attive imprenditrici che magari ci potranno anche raccontare delle loro storie: Carmela Pellegrino, Elisabetta Rodighiero, Silvana Milani, Antonietta Manera e Anna Temporin. Grazie anche a voi, ben arrivate. Allora, io direi di incominciare, cominciamo con lei, con voi due presidenti, e dopo la parte attiva delle donne. Ci sono delle iniziative importanti in vista dell'8 marzo, sensibilizzare, quindi non solo dire, adesso potremo vedere anche durante la trasmissione le locandine, un po' di richiamo, ma cosa stanno a significare? Per sensibilizzare in che versante? Perché voi, a prescindere che siate la fattispecie rappresentanti istituzionali maschili, però l'occhio di riguardo nei confronti dell'imprenditoria femminile ce l'avete. Sì. Prendiamo spunto e occasione dalla festa che già ricorre l'8 marzo, quindi diamo quel valore intrinseco alla figura femminile all'interno delle attività agricole e abbiniamo le due cose per dimostrare che le donne all'interno delle aziende agricole sono indispensabili. Oltre alla famiglia dedicano una grandissima parte del loro tempo per l'attività produttiva, e quindi è giusto riconoscere e fargli riconoscere quello che gli spetta come diritto per quello che danno a tutto il sistema sociale e economico e vitale del nostro Paese. La CIA in generale sta facendo qualcosa? Riesce a trovare, questo mutuo una domanda che ci è stata girata anche l'altra volta che abbiamo approfondito la trasmissione, degli stanziamenti di carattere europeo al femminile?
Gli stanziamenti vengono sempre in base a dei progetti, a quello che si riesce a proporre, e in questo caso le donne hanno dimostrato che per dire anche la trasformazione di determinati prodotti, che penso alle conserve, penso alle marmellate, penso a determinati prodotti, hanno la loro valenza nei confronti della figura maschile, che magari è più capace, è più in grado di gestire la parte produttiva nel campo, però poi alla fine della pubblicizzazione, della vendita, della produzione vera e propria di questi prodotti sta in mano alla figura femminile. Il PSR non è che identifica, fa la differenza fra maschio e femmina, però credo che le donne in questo passaggio possono creare delle start-up indispensabili per la crescita del nostro territorio. Quindi questo è importante. Presidente, dando un occhio al passato, secondo lei è cambiato qualcosa? Secondo me molte cose sono cambiate e le donne oggi come oggi hanno conquistato dei diritti e sono anche protagoniste. Per fare un esempio, nella mia associazione pensionati qui di Padova, che abbiamo 7 zone nella nostra provincia, ben 5 presidenti di zona sono donne. Gran parte... Cosa che una volta era impensabile sostanzialmente. Esatto, e voglio dire che queste donne sono veramente molto attive, molto più degli uomini. Combattive. Combattive, ma tantissimo. Ad esempio sulla petizione che abbiamo fatto nei mercati eccetera, l'80% dei banchetti erano organizzati dalle donne. Ci sono organizzate per l'8 marzo per festeggiare la festa, la ricorrenza della donna, sono riuscite al momento ad avere 220 iscrizioni per l'8 marzo. Cioè è veramente una potenza, le donne sono cambiate tantissimo ed è un braccio forte per la nostra associazione. Si è cresciuta tanto e grazie soprattutto alle donne. Per quel che riguarda l'ambito proprio dell'attività all'interno dell'impresa agricola, sono cambiati un po' i ruoli. Dopo magari avremo modo di raccontare delle storie che piacciono sempre ai nostri telespettatori e sono molto interessanti, tra l'altro. Adesso anche le giovani donne fanno impresa agricola, cosa che una volta era più difficile oppure dovevano rilevarla se veniva a mancare la figura del marito. È più impegnativo oggi fare impresa agricola o no, secondo lei, rispetto a una volta? E sotto che profili ci sono delle differenze? Vista dall'uomo, dopo vedremo, vista dalle donne come la vedono. Cioè donne pensionate. Con l'occhio a volta all'indietro. Io voglio dire che le donne pensionate, dicevo prima, che sono attive nella nostra associazione, ma sono attive anche là dove c'è il lavoro agricolo. La donna pensionata oggi come oggi è impegnata sia in famiglia sia a fare la nonna, ma anche a coltivare e dare una mano all'azienda agricola, quindi sono sempre impegnate. E dopo fanno anche questo lavoro, purtroppo molte, perché se no a fine mese non si arriva con le pensioni da 502 euro, quindi un po' di reddito deve anche venire fuori da questo settore dell'agricoltura. Infatti, prima di passare a lei Presidente, mi collego con il discorso pensionati. Secondo lei relativamente a questo aspetto che cosa è cambiato? Le donne oggi, ecco, alcune donne che lavorano ancora in agricoltura pensionate anche perché devono in parte aiutare il marito a arrotondare anche la pensione, perché purtroppo noi abbiamo l'80% di pensionati, associamo pensionati che hanno una pensione minima e quindi ecco era anche un po' quello che diceva Milanello prima della petizione che abbiamo fatto proprio per questo. Io dico che oggi rispetto a una volta almeno io ho conosciuto le donne che facevano molta fatica nel lavoro dell'azienda, a condurre l'azienda. Oggi è cambiato molto dal punto di vista anche della meccanizzazione, tutte quelle cose. E spesso vedo io delle donne in agricoltura oggi vedo che sono più presenti nei mercati, fanno molta più attività di professionalità, anche
vedi i mercati agricoli che vengono fatti, quindi hanno una maturazione un po' diversa rispetto alle donne di una volta. Quindi io vedo che le donne in agricoltura sono molto più tenaci rispetto al passato e questo è un merito anche delle conquiste che le donne, quelle di una certa età, le pensionate, hanno lavorato per conquistare alcune di queste cose. Oggi si trovano, ecco, a condurre un'azienda professionale di qualità e con un impegno maggiore rispetto a quello del passato. Prima. Giovanna Moretto, chiedo anche a lei perché rappresenta il territorio sempre delle pensionate. Lei vede un miglioramento per la situazione attuale rispetto al passato, quando lei era giovane, oppure no? Beh, diciamo, o c'è ancora tanto da fare? Ma c'è ancora tanto e tanto da fare, soprattutto per le donne, perché nonostante loro abbiano carattere e abbiano voglia di fare, diciamo che lo Stato non le aiuta tantissimo. Quindi diciamo che c'è ancora tanto e tanto da fare. Bisogna lavorarci. Bisogna lavorarci. Bisogna lavorarci. Questa cosa qua fa riflettere, perché uno a un certo punto pensa, passa il tempo, vola il tempo, si arriva a un certo punto in cui dice vabbè, siamo arrivati a un buon, ottimo risultato. Dire che c'è ancora molto da fare fa sospirare un po'. Più che altro che ci si ritaglia più ruoli, cioè noi non siamo solo imprenditrici, siamo anche donne che hanno una famiglia e in ogni caso la famiglia veneta, la famiglia italiana è sempre imperniata sul ruolo che ha la donna all'interno della famiglia stessa. Ecco che effettivamente lo Stato non ci aiuta, cioè dobbiamo guardare anche che cosa si fa per le famiglie prima di dire... Ecco, bravissima, che cos'è che dovrebbe fare lo Stato? Cioè, ad esempio i servizi che sono generale rivolti alle famiglie adesso si stanno tagliando, cioè la Regione Veneto sta tagliando fondi agli asili nido. Questa è una piccola... Oppure le scuole elementari sono ridotte a 4 ore di studio alla mattina, mentre invece il tempo lungo ci aiutava tantissimo perché avevamo i bambini impegnati fino alle 4 del pomeriggio. Questo ci ha portato indietro e ci ha chiesto ulteriormente sforzi all'interno della famiglia perché ecco, dobbiamo chiedere aiuto alle nonne. Questa è la situazione. Allora, da una parte diciamo che le donne hanno avuto un ruolo fondamentale nell'evoluzione della società agricola, da contadino ad agricoltore e ad imprenditore. Cosa vuol dire fare l'imprenditore? Vuol dire investire prima di tutto, fare un prodotto di qualità che vada sul mercato anche internazionale perché effettivamente sta trainando tantissimo l'agricoltura all'estero, diciamo in linea generale nell'economia italiana è una dei caposaldi dell'export, perciò dobbiamo essere all'altezza del ruolo che ci stiamo ritagliando, che ci stanno ritagliando, però d'altra parte abbiamo a che fare con delle aziende piccole che hanno problemi dal punto di vista proprio anche organizzativo interno familiare e perciò dobbiamo cercare un po' di fare massa critica, cioè cercare un po' di trovare, se non risponde lo Stato, trovare delle soluzioni che ci diano la possibilità di lavorare insieme. Questa è secondo me l'idea e diciamo, la linea vincente che dovrebbe essere portata avanti da noi donne. Allora, io vorrei dire una cosa, l'associazione Donne in Campo è nata per volontà della CIA che è stata lungimirante grazie alla nostra fondatrice Gazzetta, però... Ah, quindi è la fondatrice? Sì, lei è stata... Quindi ha avuto una vision importante. A 360 gradi. Perché Donne in Campo, se non sbaglio, è anche a livello nazionale. Bravissima, noi abbiamo tra l'altro anche la presidente nazionale, è una veneta, cioè è proprio al femminile al 100% la sua azienda e sta portando avanti effettivamente questo ruolo, cioè il ruolo di imprenditrice ma che è anche qualcos'altro. Allora dobbiamo cercare un po' a differenza delle altre regioni, noi venete dovremo invece puntare su questo aspetto, cioè imparare a lavorare insieme.
Quando siamo imprenditrici abbiamo questo obiettivo, quello di raggiungere la redditività che ci aiuta a tenere in piedi l'azienda, perché altrimenti chiudiamo. Abbiamo sicuramente delle buone caratteristiche per, diciamo, differenziarci da quello che è la produzione tipica veneta, trasformando anche, l'aveva accennato adesso anche il nostro Presidente, le nostre aziende al femminile sono caratterizzate proprio dalla multifunzionalità. Questo ci aiuta a tenere in piedi un po' anche il reddito e che sia, diciamo, accettabile perché un'azienda possa andare avanti con le proprie gambe senza troppi contributi esterni. In Anche ogni perché caso, quest'anno non credo che ci sia tanto da ridere. infatti ci sono dei settori penalizzati tantissimo. Assolutamente. E quindi la difficoltà principale, visto che si parla anche di questo, quale viene ad essere adesso? Perché c'è da una parte tenere il reddito, dall'altra portare avanti una famiglia, combattere con la burocrazia, più volte col Presidente se ne è parlato. Quale viene ad essere un po' la questione? Sì. Se vuoi parlare te oppure? Tranquilli, tutte e due, insomma, tanto avete. Noi abbiamo, diciamo, ci siamo trovate pochi giorni fa e abbiamo visto che effettivamente di nuovo lo Stato ci sta dando innanzitutto una legge che parla di rete d'impresa. E rete d'impresa significa, è già un suggerimento. Adesso spetta a noi applicare questo tipo di soluzione. Rete d'impresa vuol dire che piccole aziende si mettono insieme, possono ottimizzare il punto vendita, possono ottimizzare la manodopera che utilizzano all'interno delle diverse aziende, possono ottimizzare anche le merci stesse, cercando un po' di magari fare rete con aziende che provengono cioè che sono di altre regioni, perciò non è strettamente legato al fatto. Questo potrebbe essere di enorme aiuto ad esempio agli agriturismi. E questo è un altro capitolo, infatti. È una cosa importante perché per noi Veneto l'agriturismo purtroppo è stato penalizzato tantissimo perché deve esprimersi con il 65% del prodotto interno all'azienda. Ma non è stata modificata qualcosa? Adesso è stata registrata, però diciamo che possiamo cercare con le reti di impresa di risolvere qualche problema che effettivamente ci dava un po'. Ecco, questo dell'agriturismo che è prettamente una cosa che può essere affrontata anche dalle donne, Presidente, però vi trovo osteggiati praticamente da invece le associazioni di categoria, ristoratori e quant'altro. C'è una battaglia. Lo so che la battaglia effettivamente chi ha legiferato per gli agriturismi su quei tavoli, chi rappresentava l'agricoltura talvolta non era neanche presente, voglio dire, oppure poteva portare degli spunti tecnici esterni. Quindi, però volevo riprendere il discorso della rete più che della rete, nel senso che è questione di un cambiamento culturale, perché ovviamente loro propongono, però anche nel Veneto l'idea di aggregazione è una cosa che è fattibile, però bisogna cambiare il modo di pensare e culturalmente bisogna fare un passo in avanti. Dobbiamo evolverci, diciamo, perché altrimenti con difficoltà riusciamo a creare queste aggregazioni di unione. Si possono fare, come diceva anche la Michela, sugli agriturismi, perché uno che produce magari non ha l'agriturismo ha l'opportunità e il modo di piazzare il proprio prodotto. Però la rete, come la vede la legge di stabilità, è una cosa vista a 360 gradi veramente, nel senso. Quindi ecco, precisiamo questo per chi magari non ne fosse a conoscenza. Il discorso delle reti di impresa anche in agricoltura è recentissimo perché viene con questa legge di stabilità, certo. Quindi è una cosa non che ci portiamo avanti da tempo, che si ritira fuori, ma è una proposta innovativa che dovrebbe fare un salto di qualità. Quindi. Anche dal punto di vista di tassazione si può ovviare, cioè la manodopera ce la si può scambiare fra aziende, ci sono delle strategie che se uno fa un'analisi approfondita di cosa vuol dire la rete, che però sappiamo che è vista in due, o rete a soggetto o rete, in questo senso noi dovremo fare uno studio all'interno delle nostre aziende e dire certo questo qui è conveniente perché alla fine se andiamo a pagare meno tasse e riusciamo, quello lì sicuramente il maggior reddito viene
dal primo risparmio. In questo caso la rete sarebbe l'opportunità per avere dei risparmi all'interno delle proprie aziende. Questo è importante. Chiedo a lei, secondo lei c'è la conoscenza, perché qui parliamo di tanti aspetti anche innovativi, sufficiente quando parliamo anche di piccole imprese da parte delle imprenditrici oppure degli imprenditori agricoli, di queste nuove strategie, di quanto viene fuori costantemente oppure no? E quindi quanto è importante l'associazione a questo punto? Perché qui è l'associazione che parla. Quindi. Sì. È importante sì l'associazione, fare gruppo, e, cioè capire, fare fare corsi per capire questa rete in impresa, aggiornarsi, come introdursi, come mettersi dentro, come fare rete d'impresa, e grazie anche alla nostra confederazione CIA, tramite corsi o cosa si può capire come funziona, insomma. E allora qui emergono alcune cose molto importanti, poi vorrei interpellare e sentire anche il nostro pubblico che viene da generazioni passate, quindi aggiornarsi, fare corsi, essere al passo con quelle che sono le continue normative che vengono, essere competitivi in un mercato globale. E poi agricoltura non è soltanto dedicarsi, fosse solo quello, al campo, a quello che è, ma essere aggiornate con tutte le novità, i prodotti che emergono, le normative internazionali e soprattutto poi a chi si vende il prodotto. Fosse solo il mercato contadino agricolo si risolve abbastanza semplicemente, ma c'è un ma, e sembra che superato l'attività di produzione ci sia un mondo estremamente difficile e un po' più maschile di quel che si viene a credere. Ne parliamo subito dopo la pubblicità.